con Claudio Borghi Aquilini. Ricercatissimo questo programma ogni martedì intorno alle 9:40 su Radio Libertà, ma poi lo trovate sul web, su vari siti, sulla pagina Facebook, canale YouTube di Radio Libertà e non soltanto, anche su quella di Lega Salvini Premier, of course, non soltanto. Insomma, perché tutto ciò? Perché c'è il senatore della Lega, Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno. Ma buongiorno. Senti, cosa metti sul tavolo? Oggi ci sono così tanti argomenti che non c'è che l'imbarazzo della scelta, però do carta bianca a te. Poi ti dico le suggestioni che mi sono arrivate questa mattina dopo la lettura dei giornali da parte dei nostri ascoltatori al 340 67 09 659. Da cosa vuoi partire? Ma dunque, volevo spiegare bene senza registrate o cose di questo tipo. Uno a quanto pare dei trucchi di magia che la gente, nonostante tu glielo spieghi, non riesce a capirlo. Vale a dire quello dei miliardi bruciati in borsa, no? Di come funziona un mercato. Cioè, ci tengo perché essendo stato il mio primo lavoro e diciamo la mia vita professionale prima di fare politica, è una cosa che conosco abbastanza, no? E quindi ogni volta accendo un telegiornale, leggo un giornale o similari e vedo gente che straparla, quindi diciamo il nostro sistema è far capire che la magia non c'è, no? In questa rubrica, e quindi quale occasione migliore di spiegare il trucco dei miliardi in fumo che poi ricompaiono, no? Altro che la moneta che viene fuori dall'orecchio o similari come trucchi del prestigiatore. Anche perché, come avrai notato, caro Sammy, qui c'è una differenza molto importante dal punto di vista dell'informativa. Cioè, a seconda della convenienza del momento, cioè leggi se c'è al governo la sinistra o meno, ecco che la borsa brucia o meno. Quindi diciamo che il primo giochino della parte dell'informazione legata alle borse, ai mercati finanziari o similari è prima vedere chi c'è al governo. Allora, se c'è la sinistra, quando sale la borsa di solito è macina miliardi, rialzi record, mai così in alto, no? Cioè cose di questo tipo. Viceversa, se c'è il governo, il centrodestra, la Lega o similari, quando la borsa sale non se ne dà notizia. Infatti c'è stato quasi un 100% di salita della borsa, no? Da quando il governo si era insediato, ma non mi risulta che voi l'avete mai visto su nessun giornale. Nessuno ha mai parlato dei rialzi della borsa, era tutto normale. In compenso, quando c'è un giorno in cui la borsa scende, ecco che invece arrivano i miliardi che si bruciano, no? Miliardi in fumo, miliardi che si bruciano, bruciati 500 miliardi nel giorno perché è colpa di Trump, colpa di Salvini, colpa di... Ora, cerchiamo di far capire un po' bene come funziona, perché la borsa, specialmente quella che normalmente viene utilizzata per raccontare questa storia dei miliardi in fumo, che vale a dire quella delle azioni, è un mercato. E vi posso assicurare che nei mercati l'unica cosa che ho visto bruciare è il fuoco per i polli arrosto, no? Quando c'è Paolino il pollo allo spiedo o qualcosa del genere, ma altrimenti non brucia niente. Sono luoghi dove dei beni passano di mano. E se io vado al mercato di Via Papiniano e sullo scaffale ci sono, che ne so, le olive a 10 euro al chilo, no? E la signora come si chiama? La signora del banchetto delle olive, invece che a 10 euro, dopo che io gli chiedo se mi fa lo sconto,
me la fa a 8, non è che sono andati in fumo 2 euro al chilo per le olive. Mi ha fatto un altro prezzo, ma le olive sono sempre quelle. La borsa funziona esattamente così. La borsa è un mercato dove vengono trattati le azioni che sono delle quote di società, quindi beni reali, un pezzo dell'Eni, un pezzo dell'Enel, un pezzo della Ferrari o chi per esso, quindi società che esistono e che vivono indipendentemente da cosa sono i prezzi di borsa, cioè potrebbero tranquillamente non interessare, e si scambiano le azioni che sono una quota del capitale della società. Queste quote del capitale della società, vale a dire le azioni, danno dei diritti. Io sono azionista e quindi cosa significa? Era una delle prime cose che mi chiedevo quando ero ragazzino. Perché quando ero piccolino i giornali erano un po' diversi da come adesso, lo spiego per gli ascoltatori un pochettino più giovani. Adesso uno compra un giornale, posto che ci sia ancora qualcuno che fa questo errore, e di solito i giornali sono molto colorati, ci sono le foto, no, e così via. Ai tempi, dato che invece di essere stampato con fotocomposizione era stampato con i caratteri a piombo, cioè ogni parola veniva proprio composta e poi stampata come se fosse una specie di timbro, le foto erano pochissime, quindi il giornale era un giornale di tutto testo. All'interno di un giornale che era di tutto testo, la pagina del listino di borsa, quindi la pagina dove si scrivevano così erano i prezzi realizzati dalla borsa il giorno prima, risultava un po' differente perché era una specie di grossa tabella, no? Con i nomi e i prezzi di fianco e l'oscillazione. E quindi io da bambino ero attratto da questa pagina che era differente rispetto alle altre e chiedevo. E allora i miei mi avevano dato questa risposta che sinceramente mi affascinava. Allora, mio papà lavorava alla Pirelli e per me la Pirelli era la più grande azienda del mondo, no? Cioè, innanzitutto faceva delle cose che uno poteva capire che cos'erano, perché erano gomme. E qui poi un giorno volendo parliamo della reindustrializzazione, del perché sarebbe importante riportare la produzione in Italia, no? Però diciamo che all'epoca c'era la produzione in Italia. Uno da Carnate, dove abitavo, prendeva il treno, arrivava a Milano, arrivava a Greco Pirelli e c'era una fabbrica che andava a perdita d'occhio, no? Dove si facevano le gomme delle macchine e dove lavorava il papà. E quando io chiedevo se c'erano anche le azioni della Pirelli, ovviamente mi dicevano sì, certo, sono quotate, ci sono anche le azioni della Pirelli. E io dicevo, ma di cosa divento proprietario io se compro un'azione della Pirelli? E mia mamma o mio papà, insomma, perché forse tutte e due mi dicevano, ah beh, ma guarda, un'azione è pochissimo, quindi se tu compri un'azione diventi proprietario della penna che sta sulla scrivania del papà. Ah, ma se ne compro due? Se ne compri due diventi proprietario di una gamba della sedia, no? Dell'ufficio del papà. Se ne compro 10, allora se ne compri 10 prendi la scrivania. No? E cazzo, mi piaceva tantissimo, no, come idea, perché tu dici ma che spettacolo, cioè, quindi se io riesco ad avere tanti soldi per comprare 10 azioni divento proprietario della scrivania dell'ufficio del papà e quindi già mi sembrava una gran cosa. E da lì mi era venuta poi, forse anche solo da queste, questo così serve per ricordare ai genitori di dare sempre ascolto a quello che chiedono i propri figli, no? Anche se sono domande in apparenza insistite, noiose o similari, perché c'è anche il rischio che poi gli facciano nascere una passione, no? E probabilmente da quelle risposte mi era poi venuta la passione e in questa passione ci ho fatto una professione, cioè avrei voluto diventare
uno che lavorava in borsa, in modo tale che così poi avrei potuto comprare la scrivania del papà, no? Effettivamente poi non ho comprato ovviamente la scrivania del papà, che nel frattempo era andato saggiamente in pensione, e anche perché poi la Pirelli avrebbe chiuso lo stabilimento e delocalizzato in Cina, sempre perché così almeno capiamo che tutto quello di cui si parla è tutto collegato in merito ai destini del lavoro in Italia, però in una maniera o nell'altra quella scintilla, no, aveva poi portato a un lavoro che tutto sommato credo di aver portato a un buon livello, no, quando l'ho fatto. Però prendiamo ancora la strada di queste azioni, quindi di queste cose quotate che non danno diritto alla proprietà della scrivania, ma danno diritto a, in generale, una parte del capitale. Quindi se il capitale versato della Pirelli è 100 e tu sei proprietario di un'azione, cosa significa? Significa che avrai innanzitutto un voto su 100 nell'assemblea, ma chiunque compra un'azione non ci va mai all'assemblea, quindi questa roba serve sì e no, serve solo per chi invece vuol prendere controllo della società, è una cosa che sicuramente non interessa più di tanto ai risparmiatori. Il diritto che normalmente tutti i risparmiatori guardano quando comprano un'azione è il diritto di avere gli utili. Quindi se a fine anno la Pirelli avrà venduto le sue gomme, avrà fatto 10 di utile, ecco che questo 10 di utile viene diviso tra tutti e 100 gli azionisti in parti uguali. Quindi ogni azionista riceverà 0,1 di dividendo, perché sono gli utili dell'anno che vengono ripartiti fra gli azionisti. E vengono ripartiti esattamente in parti uguali, quindi il tuo possesso di un'azione ti dà diritto esattamente alla stessa quota di profitti che hanno i proprietari dell'azienda, che magari ne detengono il 55%, no? o qualcosa del genere. L'unica differenza ovviamente è che loro ne hanno di più. Quindi tu prendi l'utile per un'azione, loro ne prenderanno nel loro caso per 55. Questo utile, che si chiama il dividendo, è diciamo il profitto che si attende il compratore di un'azione. In realtà, anche in questo caso, la maggior parte di quelli che comprano azioni non sono più di tanto interessati a questo tipo di profitto, sono interessati a fare soldi speculando, che non è una parola brutta, cioè significa semplicemente che uno vuol trarre profitto dalle oscillazioni di mercato, speculando sulla differenza fra il prezzo con cui le azioni sono state comprate e quello a cui saranno vendute. Quindi se io questa azione l'ho comprata pagandola 10 euro, la mia speranza è che in futuro i prezzi che ci sono in borsa saliranno e magari io, che l'ho comprata a 10, potrò rivenderla a 15. Ma il fatto che il prezzo vada da 10 a 15 è esclusivamente una questione di mercato derivante da cosa sono le aspettative, quanta gente c'è che vuole comprare quel titolo, se le aspettative di vendite della Pirelli sono alte indipendentemente dal fatto se sia vero o meno, cioè se la gente pensa che le aspettative siano alte, allora vorrà comprare queste azioni in modo tale da sperare di avere in futuro dividendi più ricchi o similari. Se invece ci sono delle preoccupazioni, dei motivi di rischio, perché uno pensa che magari ha letto sul giornale che le auto elettriche, invece di avere i pneumatici di gomma, ce li avranno con i bitcoin, uno si inventa qualsiasi cosa, allora diciamo, mettiamo che allora non ci sarà tanta richiesta di pneumatici di gomma, allora li vendo. E quindi questi movimenti di mercato, quindi questo domanda e offerta, come ogni mercato, quindi fra il desiderio di alcuni di comprare, il desiderio di altri di vendere,
e segnali dà origine ai prezzi che sono i prezzi di giornata. Quindi quell'azione oggi vale 10, domani può valere 9, dopodomani può valere 11 e così via. Ma la società è sempre quella, cioè la Pirelli rimane lì. Se il prezzo vale 8, se il prezzo vale 12 dell'azione quel giorno lì, no? A seconda degli umori di chi compra e vende le azioni, non cambia di una virgola, non è che sparisce un padiglione, non è che sparisce un capannone, una fornace, una filiale o cose di questo tipo se il prezzo scende o il prezzo sale. La società o chi ci lavora dentro è lì paro, non cambia di una virgola, semplicemente cambia il prezzo delle azioni perché ci sono delle aspettative differenti di mercato. In questo senso, quindi, e spero che con questo esempio il più lineare possibile che mi viene in mente, nulla va in fumo, sono prezzi che oscillano e i prezzi possono essere bassi o possono essere alti. Il valore della società interpretato come prendo il numero delle azioni, lo moltiplico per tutte le azioni che ci sono in giro per vedere cosa sarebbe il valore se idealmente qualcuno, e non succederà mai, arrivasse con un assegno e si vuole comprare tutta la società, è quello lì, ma il fatto che salga o il fatto che scenda non brucia niente, così come quando salgono i prezzi nulla si crea. È semplicemente il valore di mercato dato quel giorno lì che deriva dalle aspettative della gente che possono cambiare oggi come domani. Infatti un giorno scendono perché dicono oddio ci sono i dazi, allora magari venderà meno pneumatici e quindi allora ecco che io vendo la mia azione perché penserò di avere un dividendo più basso, va bene, il prezzo va a 9. Poi domani si sveglia Trump e dice no, i dazi non li metto sui pneumatici. Ah cazzo, ecco che dazi non li mette sui pneumatici, allora aspetta che ne compro perché magari ne vendono di più. Probabilmente no, probabilmente i pneumatici che venderebbero sarebbero gli stessi in ogni caso, ma non importa, le aspettative della gente sono quelle, allora aspetta che la compro a 11, bene, e l'hai comprata a 11, quel giorno lì i prezzi ti dicono che le azioni sono a 11. Ma la società, il bene reale sottostante, la Pirelli, quindi quelli che ci lavorano, quelli che fabbricano le gomme e quelli che poi dopo le vendono sul mercato, sono sempre assolutamente quelli. E quindi nulla si è creato, nulla si è distrutto, cambiano soltanto i prezzi in borsa e qualcuno ci guadagna, qualcuno ci perde, ma di sicuro non è quello l'impatto sull'economia reale. Poi, se volete, diciamo cosa sono gli altri impatti che portano la borsa, ma di certo nessun fumo, nessun falò, nessuna sparizione, nessuna ricreazione. La scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini. Claudio, come sei messo? C'è ancora qualche minuto? C'ho ancora qualche minuto. E allora alle 10 tu fai il jingle. Dai, facciamo il jingle, un attimo di pausa e poi c'ho qui anche qualche messaggino interessante con qualche domanda interessante al 340 6709 659. Restate lì. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Si ritorna in onda Semivarin con Claudio Borghi Aquilini, la sua scuola di magia, e i vostri messaggi al 340 6709 659. Ho un numero 339 che sembra proprio quello di Giorgia Meloni e che chiede consigli per la sua missione in America. Cosa potremmo consigliare a Giorgia Meloni, che nelle prossime ore parlerà con Trump di dazi e non soltanto? Insomma, i consigli mi sembra di averne dati in modo diretto, in modo abbastanza frequente nei giorni scorsi. Il primo consiglio però non c'è bisogno ovviamente di consigli, perché lo sa benissimo, è di pensare all'interesse dell'Italia, non a quello dell'Unione Europea, perché quello dell'Unione Europea, come dire, tante volte è contrario rispetto al nostro. Supponiamo che vada a trattare, giusto per farvi capire come funziona, supponiamo che vada a trattare l'Unione Europea e nella discussione con Trump, Trump dice allora se volete posso esentare un settore da parte dell'Unione Europea dai dazi. Quale volete? Ovviamente l'Unione Europea dirà le automobili, no? Perché? Perché ovviamente è il settore più grosso di esportazione della Germania. Voi capite che se invece noi dicessimo i medicinali piuttosto che l'agroalimentare, allora è una roba che interessa a noi. Ovviamente la Germania cosa volete che esporti di agroalimentare agli Stati Uniti? Le patate? Non credo perché già ce l'hanno. E quindi direi che insomma le possibilità di costruire, diciamo così, un sistema di dazi che sia particolarmente favorevole per l'Italia rispetto all'Unione Europea c'è. È ovvio che il mio sogno, però io non lo so sinceramente se a questo punto Giorgia avrà il coraggio, il Presidente Meloni avrà il coraggio di fare così, io invece ovviamente ce l'avrei, è quello di negoziare dei dazi solo per l'Italia. Perché Trump lo può fare volendo, l'ha fatto già in passato, e voi capite che se ci fosse un'esenzione per l'Italia dei dazi nei confronti degli Stati Uniti, così come è stato in passato, per le nostre aziende sarebbe un colpo gobbo difficilmente descrivibile. Quando nel 2020 Trump mise i dazi alla Francia sul vino e non all'industria e non al vino italiano, i nostri produttori di vino guadagnarono delle quote di mercato molto importanti nell'export degli Stati Uniti, perché capite che il nostro vino si trovava con il 25% di sconto sul prezzo all'ingrosso rispetto ai vini francesi, e a un certo punto, dato che bene o male il prezzo ha sempre una sua funzione nella scelta, un po' di americani provarono i vini italiani in quell'occasione e dissero: caspita, però, ma guarda che io non avevo mai preso il vino italiano, prendevo sempre il vino francese, ma pensa a te, è pure più buono, no? E quindi in una maniera o nell'altra il nostro vino aumentò notevolmente l'export, e infatti se uno va a vedere cosa sono i numeri dell'export italiano per il settore del vino negli Stati Uniti, l'aumento era stato molto molto importante. Questo va per qualsiasi settore, cioè se c'è un vantaggio comparato dell'Italia rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, oltre al vantaggio in sé dell'esenzione del dazio rispetto ad altri beni merceologici, c'è il vantaggio relativo, vale a dire un vantaggio dei nostri beni rispetto a quelli che sono i nostri concorrenti. Perché in troppi qua dimenticano che i nostri principali concorrenti
sono all'interno dell'Unione Europea. Ma l'argomento fallace che dicono è: ma noi esportiamo tantissimo verso l'Unione Europea. Ma è ovvio, i paesi, tu normalmente commerci prima con chi è più vicino a te, no? Indipendentemente dal fatto che sia dentro o meno l'Unione Europea. Cioè non è che l'essere all'interno dell'Unione Europea ti avvantaggia e quindi tu commerci tanto di più. Faccio un esempio: la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea dopo la Brexit, eppure la stragrande maggioranza del suo commercio è effettivamente fatta nei confronti dell'Unione Europea. Ma questo per un motivo banalissimo, perché di solito tu commerci più facilmente con chi è di fianco a te. Però cosa succede? Che in realtà per la maggior parte dei settori della nostra economia i nostri concorrenti sono all'interno dell'Unione Europea. Per l'alimentare e il lusso, Spagna, Francia soprattutto sono i nostri concorrenti. Per la meccanica ingegneria, prodotti di fabbrica, no, e similari, di solito il concorrente è la Germania. Per cui quando uno dice ma noi dobbiamo non ascoltare quello che fa Trump perché è antipatico e così via, in realtà dobbiamo rivolgerci di più alla Cina o all'Unione Europea, in realtà delira. Cioè Trump in questo momento, o gli Stati Uniti, è sempre stato un nostro buon cliente, perché noi facciamo dei prodotti che loro di solito non fanno, e quindi sono contenti di importarli. Così come noi importiamo da loro cose che noi non facciamo, no? Perché non abbiamo l'energia, non abbiamo il gas o similari. O anche insomma servizi informatici, no? e simili. Viceversa, dall'altra parte, la Cina è un nostro concorrente temibile, cioè la Cina vende dei prodotti che potremmo fare noi, ma li vende a così basso costo che le nostre fabbriche chiudono. Stessa cosa è l'Unione Europea. La Germania, grazie alla manipolazione della moneta, cioè vale a dire all'euro, e quindi il fatto che non rivalutava più come prima faceva col marco tedesco, è riuscito negli anni a vendere macchine, moto, industria meccanica, no? E così via da noi, facendo chiudere le fabbriche. La Pirelli è chiusa perché la produzione è andata in Cina. La Fiat e così via è chiusa sia per l'ignavia di chi l'ha gestita fino adesso, ma anche e soprattutto per la concorrenza fatta dalle industrie dell'automobile tedesca. Quindi cioè, noi in realtà abbiamo ben chiaro cosa sono state le cause della nostra deindustrializzazione, no? E riuscire a metterle sul piatto e parlarne, secondo me è una cosa doverosa per il destino della nostra economia, e quindi quello che suggerirei alla Meloni è di pensarci bene, perché gli altri non si sono mai fatti scrupoli di pensare al loro vantaggio rispetto a quello dell'Unione Europea, che in realtà non esiste, perché se sono nostri concorrenti, capite che non c'è un vantaggio per l'Italia a fare una cosa che sia utile per la UE. Grazie Claudio, risponde la Meloni e ci sono tanti messaggi di ogni tipo, ce n'è uno che dice: anche mio papà lavorava alla Pirelli in Viale Sarca, solo che abitavamo a Cinisello, al villaggio Pirelli, magari erano anche colleghi, ma ancora qualcun altro mi chiede cosa ne pensa dell'evoluzione del dollaro in questo periodo, cosa prevede lei nel breve periodo, ci scrive Sergio. Allora, l'intento di Trump mi pare che al di là che sia molto lucido, al di là dell'aspetto confusionario, dell'aspetto improvvisato. Lui credo che abbia come intento principale quello di ridurre il deficit commerciale. Per ridurre il deficit commerciale, vale a dire quanto gli Stati Uniti comprano dal resto del mondo rispetto a quello che producono in casa, ho spiegato tante volte, ci sono tre leve. La prima è quella di svalutare, quindi far scendere il livello del dollaro, perché così facendo le merci americane diventano più convenienti per gli altri e le merci degli altri diventano più costose per gli americani.
dall'altra parte fare un po' di austerità, no? E quindi ridurre in parte i consumi interni, in modo tale da ridurre le importazioni, e in ultimo mettere dazi, no? Sempre con l'ottica di ridurre le importazioni. Mi sembra che stia facendo un po' tutte e tre queste politiche, quindi il dollaro è un po' sceso rispetto all'euro e probabilmente, se dovessi dire, poi in realtà i mercati, come quelli delle valute, no, dipendono dalle aspettative. Le valute, come quelle delle azioni, come vi ho spiegato, dipendono dalle aspettative delle persone, per cui non c'è la sicurezza, no, di quello che succederà in futuro. Ma mi verrebbe da dire che se continua con questo tipo di politiche il dollaro potrebbe indebolirsi ancora un po' rispetto all'euro. Raimondo ci scrive: puoi chiedere a Claudio Borghi se ritiene corretto il metodo di contrattare con aste i permessi di emissione della CO2 o se lo scopo originale dell'ETS non sia stato tradito a favore della finanza globalista? Ma io quella roba lì, se devo essere sincero, non l'ho mai capita. L'asta delle emissioni, cioè fare un mercato per avere il diritto di poter inquinare, cioè magari sarà una cosa geniale, ma a me sembra una gran cazzata. E qui ci fermiamo naturalmente ringraziando Claudio Borghi Aquilini. Cosa fai per Pasqua? No, starò a casino, cosa devo fare? Probabilmente magari farò una diretta dal lago. Ma... Ecco, allora lo ricordiamo, Claudio Borghi Aquilini lo trovate facilmente su Facebook, ma soprattutto su X. Ogni giorno duella con migliaia di persone sugli argomenti più disparati e soprattutto si fa una buona comunicazione, chiaramente duelli a parte perché a volte sono anche sanguinolenti, ma ci vuole quando ci vuole. I duelli anche quelli servono per spiegare qualcosa. Tu tenuto presente che non manca, no, la scelta di persone con cui duellare, di solito io scelgo come risposta a determinati argomenti quelli che servono per far capire alcune cose, quindi hanno una funzione didattica. Vero. Davvero grazie per questa presenza, senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini, e buona Pasqua a te e famiglia. Auguri. Ciao. Grazie. Avete ascoltato Scuola di Magia.